Benvenuti tifosi del Napoli, iscrivetevi al canale e lasciate il vostro mi piace per restare sempre aggiornati sulle ultime novità del Napoli. Andiamo al video. Come si prepara a questa sfida? Il Napoli è in forma, si è costruita da un fuoriclasse che è il suo allenatore. Una rosa vincente che ha aggiunto giocatori con mentalità vincente, come Lukaku. E in panchina ci sono giocatori che sarebbero titolari in tante altre squadre. Si meritano questo primato. So come lavora il mister e sarà una pretendente alla lotta a scudetto, ma non è in vantaggio rispetto all'Inter. Emozionato ad affrontare Conte? Lo ringrazio per le belle parole di ieri in conferenza. Sapete quanto sia stato importante non solo come allenatore, ma anche come persona nel mio processo di crescita. Domani incontrerò un gruppo di persone con cui ho lavorato. Abbiamo vissuto grandi gioie. E un'altra persona importante che cito poco, ma che è stata fondamentale, è Oriali. Oltre ciò che ho visto e che ho imparato, c'è un aspetto umano, il rapporto di amicizia con la famiglia Conte. La moglie Betta mi ha dato una mano quando sono arrivato a Torino. Ma le emozioni passeranno quando l'arbitro sfiderà il calcio d'inizio. Sarà una battaglia perché poi si diventa nemici. Come si ferma il Napoli? È difficile trovare punti deboli, ma per fare qualcosa di importante dobbiamo fare qualcosa di importante. Loro corrono più di tutti, dovremo essere pari loro e noi abbiamo più corsa ad alta intensità. A livello tattico dovremo essere attenti e preparati. Conte ha fatto vedere qualcosa di diverso non solo interpretando il 4-3-3, ma all'interno della gara ha sperimentato anche un 4-2-2-2 che per caratteristiche e forza fisica del Napoli è un sistema che riesce a sfruttare. Dovremo leggere le varie situazioni e veloci a capirle. Cosa ha rubato a Conte? Siamo stati insieme 4 anni. Se stai attento, capisci il dettaglio. Il lavoro, la perfezione, la resilienza che è un aspetto difficile da far capire ai giocatori. La sua capacità più grande è rendere una squadra forte, umile e resiliente. E va al di là dell'aspetto tecnico e tattico, che è molto preparato. Sono sempre stato una persona attenta. Con lui ho fatto il collaboratore e ho rispettato il mio ruolo, ma con la testa di pensare se potessi avvicinarmi al pensiero di Conte. È stata una grande lezione per me, è stata la mia forza. Quando poi inizi un percorso sei solo, devi insegnare al tuo staff le idee e non tutti siamo uguali. Io e Conte siamo dello stesso segno, 2 leoni, e a volte c'erano bei contrasti che finivano per farmi crescere. Quando ho iniziato la mia strada, sono andato a migliorare inserendo le mie idee. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale, grazie.